Oggi castagnata folcloristica a Castelnuovo Don Bosco in provincia di Asti, ma è anche l'occasione per far conoscere le bellezze del paese ai tanti visitatori che arrivano da fuori. Sì, mi fa piacere far conoscere Castelnuovo non solo per Don Bosco, ma anche perché ci sono dei monumenti particolari che ignorano. Ad esempio, adesso ci troviamo in un piccolo santuario che è dedicato alla Madonna Assunta, dove si possono ammirare i primi trompe-l'œil della zona. E con l'occasione si rafforza il legame con Novara e con le maschere del carnevale novarese. Beh, senz'altro, anche perché Castelnuovo, come abbiamo detto prima, è stato fondato per opera, diciamo così, di un novarese, cioè del conte di Biandrate. Quindi un filo sottilissimo ci lega anche a Novara. Con l'associazione Re Biscottino di Novara il carnevale è tutto l'anno. Sì, diciamo che sono sfilate storiche. Oggi siamo venuti qua per l'ennesima volta a trovare il nostro amico Alberto. Siamo a Castelnuovo Don Bosco. Abbiamo approfittato di questa bellissima giornata. Potete ammirare questo paesaggio meraviglioso. Qui ci troviamo in alto, vicino al castello, quindi abbiamo una vista spettacolare sul Monferrato, perché qui siamo ancora nel Monferrato. Allora, questa mattina la giornata è stata così, siamo andati a visitare la casa di Domenico Savio, poi siamo andati a messa, dopodiché c'è stato un bel pranzo. Era da tanto tempo che non avevamo l'occasione per essere tutti insieme e oggi invece con me ci sono alcune persone di new entry della corte che per la prima volta sfilano e poi ci sono anche i nostri affezionati, i nostri amici, la nostra corte, come sempre. Una bellissima giornata, ci stiamo divertendo e abbiamo passato questo pomeriggio come ultima sfilata storica. Abbiamo visitato e abbiamo mangiato e pranzato veramente bene, abbiamo fatto una bella salita per venire qua, ma ne valsa la pena e quindi un bel gruppo veramente. È stato bellissimo, la giornata stupenda, ci siamo divertite tutte